premio Ghislieri non è solo un riconoscimento, è l'espressione più alta di un'idea. Il talento, quando sostenuto, può cambiare il mondo. Affonda le sue radici nella storia stessa del Collegio Ghislieri, fondato nel 1567 da Papa Pio V con una missione chiara: offrire ai giovani meritevoli le migliori condizioni per crescere, indipendentemente dalla loro origine. Oggi il Ghislieri è un collegio di merito laico, misto sin dal 1966, riconosciuto dal MUR e patrocinato dal Presidente della Repubblica. Da oltre 450 anni forma generazioni di studenti eccellenti, menti brillanti, libere, curiose, geniali, talora vere rivoluzionarie della scienza e del pensiero applicati alla realtà culturale, economica e sociale. Tra questi il commediografo Carlo Goldoni, il patriota e politico Giuseppe Zanardelli, il candidato al premio Nobel Vittorio Espamer, la scienziata della NASA Cinzia Zuffada e molti altre e altri. Il Ghislieri ha storicamente contribuito alla formazione di personalità che hanno influenzato profondamente la cultura, la politica, la scienza e l'impresa italiana e internazionale. Ed è in questo contesto che nasce il premio Ghislieri, un riconoscimento che valorizza il cammino di chi, da questo tempio della formazione, ha saputo distinguersi nel mondo. Ogni anno il premio è assegnato dall'Associazione Alunni a 2 ghisleriani. Un giovane per il contributo innovativo nel proprio campo e un alunno senior per una carriera esemplare. Un ponte tra passato e futuro, tra chi ha già tracciato la strada e chi è pronto a percorrerla. Premio Ghislieri. Sostenere il merito significa condividere una tradizione di eccellenza. Vos invito, barbare faces, non tardate, offrire
Venite veloces, fugate feroces, ad pugnas trages, ad arma fidens, vos invito, barbare faces, non tardate, crudeles. Vos invito, barbare faces,